Non capita tutti i giorni di festeggiare un secolo di vita e Orto Nadia ha deciso di farlo in grande stile, sottolineando il proprio legame con il territorio e le persone. I titolari del negozio d'ortofrutta hanno organizzato una grande festa in piazza, invitando tutta la cittadinanza e devolvendo il ricavato alla Croce Rossa di Cogorno. Presenti la proprietaria Nadia Cartagenova e i figli cotitolari che si sono occupati di ogni aspetto dell'organizzazione, dal cucinare le pietanze all'intrattenimento musicale. Sarah, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Dopo che non è da tutti regalare una sagra e tutti il ricavato a una pubblica assistenza come la Croce Rossa qua di Cogorno. Mio padre diceva sempre una frase, chi vale vola, e noi stasera stiamo volando. Proprio lui è la cosa a cui teneva di più al mondo, lui era anni che diceva, quando stava bene, che avrebbe voluto fare una festa che tutto il paese ne avesse parlato e ricordato, e l'abbiamo fatta così in suo onore, perché ci vogliamo bene, siamo uniti, lavoriamo tutti insieme, è stato proprio bello, gratificante. Abbiamo cercato di pensare a tutto e questa festa è dedicata ai maestri, a chi ci ha insegnato, ai miei suoceri che hanno fatto tanti sacrifici, tante ore di lavoro, tante rinunce, ma hanno avuto anche tante belle soddisfazioni. Una grande famiglia. Una grande famiglia, una bella famiglia unita, si aiuta sempre, si litiga ogni tanto e che dire, per me è la migliore. E Luca? Luca è contento di tutto questo. Woman of pride, sì, per averti